non andare più a votare, non andare più a votare e vanno a casa tutti, debellare tutto il sistema, riniziare da zero, perché se non si rinizia tutto da zero non si ottiene più niente. Dovevano svegliarsi prima. Perché dice questo? Perché 20 anni che vanno avanti con questa situazione. C'è esasperazione in piazza Eraclea. È dal blitz del 19 febbraio dell'anno scorso che la situazione è sospesa e all'indomani dell'avvio del maxi processo contro la camorra nell'aula bunker di Mestre la richiesta è soltanto una: voltare pagina una volta per tutte. Eraclea molto probabilmente ha l'intenzione di partire, di cambiare marcia per un'amministrazione e un comune che faccia il bene della comunità e del paese. È un pessimo effetto, però è importante che venga fuori, che la gente prenda coscienza che il problema c'è veramente, che non è una montatura e che quindi prenda coscienza che abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante contro questo problema. In municipio il commissario prefettizio Giuseppe Vivola è al lavoro, gentilmente dice di non voler rilasciare dichiarazioni, che il momento è delicato. Non è opportuno, insomma, veramente. Ti ringrazio. Oltre al processo, del resto, la partita è anche amministrativa, con il Viminale che sta decidendo se sciogliere il comune per mafia, il primo caso del genere in Veneto, un'ipotesi che preoccupa. Vengo su, abito qua in centro, vengo su il pomeriggio e basta, ma vado al bar. Non si parla altro che di questo e basta. Non si sa più nulla neanche come comportarsi, insomma. Non resta quindi che guardare al corso della giustizia e al nuovo anno. Abbiamo fiducia nella magistratura e basta, farà il suo corso come è giusto che sia. Speriamo che adesso con il nuovo anno, insomma, se si riparta da zero, vediamo insomma, che cosa farà la giustizia. Insomma.